diciamo che il Delta del Po ha una storia che nasce da una cultura del territorio ed ha soprattutto una progettualità che ha portato ad oggi, grazie all'interessamento della Regione attraverso il consorzio di bonifica, ad avere un territorio che può essere, diciamo, tra virgolette, sfruttato positivamente per le sue caratteristiche turistiche eccezionali, perché migliaia di famiglie hanno trovato anche l'opportunità di avere un lavoro, quindi parlo dei vongolari, parlo degli allevamenti di vongole, ma soprattutto abbiamo esportato, ed è quello che abbiamo iniziato soprattutto negli ultimi 10 anni, una progettualità e una professionalità non solo in Europa ma nel mondo. Abbiamo iniziato un bel po' di anni fa con un accordo comunitario che vedeva interessati tutti i principali delta dei fiumi del Mediterraneo, quindi si andava dal Po in Italia, la Francia, la Spagna, il Nilo, il Danubio, e quindi da lì è iniziato un percorso di scambio dove però devo dire che il nostro Po, il nostro Delta del Po ha fatto sempre il ruolo di attore principale in questo film che abbiamo iniziato un bel po' di anni fa. Tant'è che ci siamo esportati anche ultimamente nel Vietnam. Occasionalmente avevamo avuto la visita di operatori vietnamiti, hanno visto quello che abbiamo fatto, quello che si può fare in queste zone, diciamo, delicate del territorio, e quindi abbiamo raggiunto anche con loro un'intesa che porterà a uno scambio di, appunto, progettualità e professionalità, ma legate anche non solo all'economia, al riutilizzo del territorio, ma anche a uno scambio culturale e economico con questi paesi che comunque sono emergenti. Ci sono sempre dei margini di miglioramento, secondo me, ad esempio dal punto di vista turistico è un posto che è ancora poco sfruttato positivamente, quindi eh, mi viene in mente cosa hanno fatto ad esempio nella Camargue in Francia o altre zone. Io penso che abbia delle alte potenzialità di sviluppo turistico proprio perché c'è una tutela particolare, una salvaguardia dell'ambiente, che è un ambiente eh, tutto particolare, un ambiente esclusivo, un ambiente che veramente merita di essere andato, di essere visitato e di poter essere messo a disposizione, appunto, di un turismo che è un turismo comunque particolare, un turismo che può approfittare di bellezze tutte speciali che sono proprio particolari del delta del nostro Po.